Con il presidente della sezione di Bassano a questo importante evento del centenario del gruppo Alpini di Crespano. Per lei qual è l'importanza dell'essere alpini e soprattutto di festeggiare questi importanti traguardi per i gruppi che fanno parte della sua sezione? Ma essere alpino è una cosa importante, ripeto il concetto, ma è un'assunzione, vuol dire assunzione di responsabilità, vuol dire essere presenti quotidianamente nel territorio, praticamente in tutti i paesi dove c'è un gruppo alpini, essere a disposizione della popolazione, essere persone serie e preparate, perché oramai anche la protezione civile deve essere preparata e soprattutto disponibili con un cuore grande come è rappresentato dalla nostra storia. E oggi essere qui a nome della sezione per questo centenario di un gruppo della sua sezione, cosa significa per la sezione Al- ricordare questi eventi? Più che di un gruppo, direi del gruppo, perché consideriamo che il gruppo di Crespano e Grappa, sorto nel 1923, quest'anno loro festeggiano i 100 più 1, perché le note vicende di Covid hanno fatto slittare appuntamenti importanti. Il gruppo di Crespano, qualificato anche come la Naia del Grappa, diede vita poi negli anni 20 a tutti i gruppi della Pedemontana del Grappa, i gruppi alpini della Pedemontana del Grappa. È un gruppo importante che gravita sul massiccio del Grappa, sul Monte Grappa, territorialmente hanno competenza ed è un gruppo che rappresenta l'essenza stessa della storia della nostra montagna, la montagna sacra per gli italiani.